La produzione ha raggiunto i 5,5 miliardi, quindi più 3,3% rispetto all'anno scorso. Continuano a diminuire il numero delle aziende, sono circa 68.000, ma quelle che escono quasi esclusivamente sono aziende, diciamo, condotte da persone anziane, ed ecco, questo è un dato che ci fa un po' pensare, sono diminuiti anche portandosi a 67.000 il numero degli occupati. Qualche segno meno, come quello sul numero di aziende attive e degli occupati, ma tutto sommato il bilancio per il comparto agricolo veneto nel 2013 è positivo. Bene il lattiero caseario, la soia, la frutticoltura in generale e il vino, grazie a politiche di marketing aggressive ed efficaci. In primis, che non si può più definire un fenomeno, ma è il Prosecco, si pensi più 70% in Gran Bretagna, più 32-33% in valore e in quantità negli Stati Uniti. L'export dunque fa registrare dati importanti. Per quanto riguarda le difficoltà, da segnalare quelle su frumenti e bietola, causa meteo, le piogge primaverili troppo intense. La zootecnia di carne bovina continua a soffrire parecchio. A complicare la situazione poi c'è il calo dei consumi agroalimentari. Quello che deve sperare l'agricoltura è nell'esportazione e un miglioramento ovviamente per quanto riguarda il mercato interno, delle situazioni economica. I nostri governanti dicono che il 2014 è un anno di svolta, un anno in cui c'è l'inversione di tendenza, speriamo che sia la verità.